Questa giornata è per me una favola. Scherza così Vito Molinari, citando il legame tra Sesti Levante e l'Andersen, durante l'inaugurazione della targa a lui dedicata in Corso Colombo. 2000 trasmissioni televisive per una carriera iniziata nel 1954, con il programma inaugurale della TV, Vito Molinari non ha mai dimenticato la sua città natale. Quello che mi ha molto aiutato è una dote che credo sia tipica dei sestrini, e cioè la curiosità. Viaggio volentieri, se vedo in un negozio una piccola cosa che mi piace, magari la compro per regalarla, mi diverte, sono curiosissimo. Dopo il momento di festa in Corso Colombo, in serata si è svolto un momento di spettacolo con la proiezione delle teche di Molinari, musica e il racconto dei 60 anni di carriera. La giornata è stata curata dall'Associazione Culturale Oleudo in occasione dei 90 anni del regista. Noi dell'Oleudo cerchiamo sempre con la cultura di essere al passo con i tempi, rispettando il passato. Presente l'amministrazione. D'altra parte, nel 2017 il Consiglio Comunale all'unanimità ha attribuito a Molinari la cittadinanza onoraria di Sesti Levante. È un grande vanto avere un cittadino così illustre, papà della televisione italiana, grande autore non soltanto di TV ma anche di teatro, che ha dato tanto alla cultura, ecco, in un momento in cui la televisione era veramente bella. Infine, per Molinari la televisione di oggi è orribile. C'è poca preparazione, dice, e si pensa di far ridere ma con scarsi risultati. Ai nostri tempi c'era maggiore professionalità. Di qui l'invito a cambiare strategia. Inventatevi la televisione giorno per giorno, non guardate né i programmi della RAI né i programmi delle televisioni private, bisogna ripartire da zero e siete voi che siete i più giovani che dovete ripartire da zero reinventandovi una televisione nuova.